Ci sono voluti molti anni e una dura battaglia legale, ma alla fine il Tribunale di Venezia ha condannato la compagnia assicurativa della barca ad un maxi risarcimento in favore dei familiari di Donatella Friani, annegata in mare il 24 ottobre del 2014 al largo di Sottomarina. La 49enne, a bordo con il compagno, un 73enne padovano di Cadoneghe, era finita in mare con il suo cane mentre cercava di recuperarlo. Il giudice ha riconosciuto la totale colpa del conducente, non solo per la manovra errata, ma anche perché ha condotto la barca con condizioni meteo totalmente avverse, non curante in alcun modo della tutela dei suoi trasportati. In fase penale l'uomo, dopo aver patteggiato, era stato condannato a 6 mesi di reclusione. L'incidente in mare a 1,5 miglia dalla costa era stato provocato da sue negligenze e per di più su di una barca che al momento aveva l'assicurazione congelata perché ferma durante il periodo invernale. Da qui il lungo iter giudiziario in sede civile. La compagnia assicurativa ha rigettato per anni ogni richiesta di risarcimento, mettendo persino in dubbio che si fosse trattato di un incidente nautico e sostenendo che la donna fosse caduta accidentalmente, teoria non accolta dalla sentenza del tribunale. Ha condannato quindi il Fondo Vittime della Strada, su mandato a Generali Assicurazioni, a un fortissimo ed elevatissimo risarcimento a tutela della famiglia, che ricordo purtroppo era composta da due ragazzi, uno dei due ancora minorenne, due genitori e una sorella, tutti legatissimi tra loro, andando a ottenere un risarcimento che si avvicina quasi ai massimi delle tabelle previste.